Rieccoci insieme, cari telespettatori. Adesso abbiamo il piacere di fare un'intervista a un ospite veramente straordinario per le competenze che ha acquisito nel tempo, il tanto studio e la tanta pratica sul campo, tra virgolette. Quindi è collegato qui con noi il professor Fabio Farinati. Ben arrivato, professore. Grazie, buonasera a voi. Specialista in gastroenterologia e in oncologia, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche presso l'azienda ospedaliera Università degli Studi di Padova, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia sempre dell'azienda ospedaliera di Padova, professore ordinario di malattie dell'apparato digerente presso l'Università di Padova. Oltre ad aver fatto centinaia di pubblicazioni, aver avuto riconoscimenti internazionali, è anche stato presidente di alcune organizzazioni di valenza internazionale. Lei si occupa sostanzialmente di patologie in senso lato dell'apparato digerente, che sono patologie molto comuni e molto frequenti nelle loro varie manifestazioni nella popolazione. In base alla sua esperienza, professore, riscontra un incremento dell'incidenza di queste patologie che colpiscono diversi organi, adesso ci spiegherà lei meglio in quali in modo più importante e in quali meno, e anche della gravità dell'acuirsi, quindi delle affezioni? Beh, di alcune patologie sicuramente c'è un aumento dell'incidenza. Purtroppo sono anche patologie rilevanti, cito per tutti i tumori del pancreas, che devo dire veramente in quest'ultimo periodo stiamo assistendo a una sorta di epidemia di pazienti colpiti da questa neoplasia. Altre patologie che vedono un aumento sono per esempio patologie, se vogliamo un po' di nicchia, però che stanno acquisendo una rilevanza importante, tipo l'esofagite eosinofila, che assieme ad altre patologie di natura immunitaria barra autoimmunitaria anche stanno diventando particolarmente frequenti e rilevanti. Di altre per fortuna si osserva un calo, voglio dire, grazie allo screening i tumori del colon stanno diventando meno frequenti e quando li diagnostichiamo sono spesso in una fase più precoce e certo calo delle patologie alcol correlate, anche se non particolarmente rilevante, l'abbiamo sicuramente osservato nel corso degli ultimi anni. Ecco, lei parla di screening, che tocchiamo un tasto estremamente delicato perché adesso siamo un po' in situazione di difficoltà per fare certe diagnostiche anche di tipo gastroenterologico, insomma una gastroscopia a dei tempi lunghissimi. A molti interessa, ma cosa implica il ritardare di mesi, se non addirittura di un anno, un esame diagnostico di questo tipo per poi una valutazione specialistica da parte vostra, professore? Quando un paziente accusa una certa sintomatologia e si reputa necessario e utile fare questo tipo di esame? Beh, in effetti per quanto riguarda per esempio lo screening del cancro del colon abbiamo avuto a causa del Covid, della carenza di operatori sanitari non solo medici, anche di tipo infermieristico, un certo calo nella nostra capacità di portare avanti lo screening, che è una misura essenziale nella prevenzione del cancro del colon. C'è da dire che gli operatori sanitari, io posso parlare del Veneto, ma credo che lo stesso valga per tutta Italia, si sono e si stanno prodigando all'estremo per cercare di garantire che il ritmo con cui viene portato avanti lo screening del cancro del colon rimanga costante, anche se sicuramente in particolare nel 2020-2021 qualche defezione c'è stata sicuramente. Per altre patologie stiamo facendo il possibile lo stesso, per le gastroscopie, per le indagini radiologiche, si cerca di fare tutto il possibile. Ecco, quali sono gli esami diagnostici principali, significativi per avere certe evidenze scientifiche, insomma mediche? Beh, sicuramente per il gastroenterologo, gastroscopia, colonoscopia, visualizzazione del piccolo intestino mediante la videocapsula, l'interoscopio, lo studio della fisiopatologia dell'apparato digerente superiore sono tutte indagini base fondamentali per portare avanti un adeguato percorso diagnostico e poi terapeutico nel paziente con sintomatologia a carico dell'apparato digerente.
Esistono indagini che noi definiamo di primo livello, esistono indagini che definiamo di secondo livello, quelle più complesse, lo studio delle vie biliari, che oggi si può fare anche con strumenti a visione diretta delle vie biliari, l'ecoendoscopia, le manovre biottiche mirate attraverso appunto l'ecoendoscopia o la visione delle vie biliari, con lo spyglass, che è uno strumento che viene inserito all'interno delle vie biliari per studiarne la morfologia e l'eventuale presenza di tumori. Stiamo facendo un percorso di crescita che indubbiamente è un percorso fondamentale, all'interno del quale la metodologia tecnica, non ultima l'intelligenza artificiale, coadiuva l'operatore nelle scelte e nella capacità diagnostica. Un esame molto prescritto è l'ecografia addominale. Che valenza ha attualmente l'ecografia? E cosa serve a diagnosticare? Cosa invece in che ambito invece non è sufficiente? Per quali tipi di problematiche non è sufficiente? Partiamo da dove non è sufficiente, che è con rare eccezioni lo studio dell'apparato digerente vero e proprio, esofago, stomaco, tenue e colon. Certo, l'ecografia può dare delle indicazioni, ma non è un esame base. L'ecografia è un esame base in tutta la patologia del fegato, delle vie biliari, del pancreas, perché è il prolungamento, se vogliamo, per noi gastroenterologi, il prolungamento della mano, dove finisce la visita fatta con la mano sull'addome del paziente, comincia la visita fatta con l'ecografo, che serve a documentare la presenza di danno del fegato, ripeto, del pancreas, di alterazioni delle vie biliari e di altre strutture parenchimatose, dei parenchimi appunto, cioè gli organi parenchimatosi dell'addome. Ecco, ha citato proprio il fegato, che ha una straordinaria capacità di rigenerarsi fino a un certo punto, e poi del pancreas, dove c'è un'incidenza importantissima a livello oncologico. Come mai secondo i suoi studi, c'è stato questo incremento? Perché c'è un maggior controllo, una maggior prevenzione, c'è una diagnosi più approfondita? No. Perché il pancreas? E poi parliamo di tumore al fegato. Il pancreas, indubbiamente la nostra capacità diagnostica nei riguardi del pancreas è aumentata con queste tecniche che citavo, tipo l'ecoendoscopia, associata anche alla biopsia e a un miglioramento delle tecniche radiologiche, ma l'aumento di incidenza è un aumento vero purtroppo, per una serie di fattori che sono molto probabilmente ambientali / alimentari, dovuti a una dieta che sta cambiando, allontanandosi progressivamente dalla cosiddetta dieta mediterranea, da una certa resistenza dell'abitudine al fumo come fattore di rischio, dall'obesità, dal dismetabolismo. Stiamo vedendo veramente un aumento di incidenza che è comunque comune in tutto il mondo occidentale, dagli Stati Uniti al nord Europa, all'Italia, all'Australia. Questi tumori stanno aumentando e sono purtroppo a tutt'oggi dei tumori gravati da una prognosi assai pesante, abbastanza negativo come dato di sopravvivenza a 5 anni. Sui tumori del fegato oggi stiamo assistendo a almeno una curva o stabile o in alcuni paesi del mondo in leggero calo. L'Italia è uno di questi paesi, perché si è combattuto molto efficacemente l'infezione da virus dell'epatite C, che se non debellata è oggi sicuramente una patologia molto più rara di un tempo. Si sta combattendo abbastanza efficacemente l'epatite B, che costituisce un fattore di rischio per circa un 10-12% dei tumori del fegato. Per quanto riguarda l'alcol c'è stato un calo, però qui attenzione, dobbiamo stare molto attenti, perché c'è un aumento dell'incidenza di consumo inadeguato, o se non proprio di abuso alcolico, nella popolazione giovanile in Italia, e questo è un dato che dobbiamo prepararci ad affrontare, e questo potrebbe causare un nuovo aumento della curva di incidenza di tumori del fegato dovute a consumo alcolico inadeguato. E infine l'ultimo fattore molto importante, che sta anche qui dando l'idea di una sorta di epidemia, che è il tumore del fegato, che insorge sul fegato grasso, sulla steatosi epatica, che si associa a malattie metaboliche, cioè quell'insieme di alterazioni metaboliche che vanno ancora una volta dall'obesità e al sovrappeso al diabete, all'ipertensione, all'aumento di volume dell'addome.
Ecco, a questo proposito abbiamo una mail che ci ha scritto un telespettatore. Ho 60 anni con il fegato un po' steatosico. La cosa è pericolosa. Cosa devo controllare e cosa dovrei fare per curarmi? Una volta si diceva di prendere la soluzione Schum, ma serve? La soluzione Schum è stato un caposaldo della terapia delle malattie del fegato per molto tempo, oggi è un po' abbandonata. Devo dire che purtroppo farmaci di utilizzo comune, commercializzati per la steatosi epatica ancora non ne abbiamo. In questo caso bisogna in prima istanza intervenire con una regolarizzazione della dieta e delle abitudini comportamentali. La dieta deve essere ipolipidica, cioè con pochi grassi, bisogna esagerare con i carboidrati, bisogna tendere a un calo di peso, un calo ponderale al di sotto dei limiti stabiliti e bisogna fare molta attività fisica. Questo è il primo passaggio. Con un approccio di questo genere già una quota di pazienti recuperano rispetto a questo danno metabolico del fegato, le transaminasi, che sono un parametro da considerare, o la gamma GT, se sono alterate rientrano nella norma e si può guardare con maggiore tranquillità al futuro. Per chi non fosse in grado di calare di peso per motivi X, stanno affacciandosi sul mercato una serie di approcci terapeutici, ma io ricordo a tutti che la prima terapia siamo noi stessi. Se noi riusciamo a metterci in un percorso che comporti un calo ponderale serio, con una dieta fisica adeguata, con una dieta ragionevole, non deve essere una dieta, tra virgolette, in bianco o una dieta che affami l'individuo. Bisogna ragionare eventualmente anche con un nutrizionista o con un gastroenterologo e ottenere un calo ponderale che ci mette al riparo da complicanze serie. Persone sottopeso con il fegato grasso è un'anomalia di sistema? È un'anomalia metabolica che ancora non abbiamo capito bene, diciamo. Certamente per alcuni di questi soggetti c'è un'alterazione genetica, in effetti alcune peculiari alterazioni genetiche sono state segnalate. Il problema lì è il tipo di intervento, che certamente non può essere mirato a farli calare di peso se sono già magri, ma deve essere mirato a modificare il metabolismo dei grassi, per esempio, ad aumentare l'introito di alcune sostanze protettive, tipo gli omega 3, gli antiossidanti, e anche per questi soggetti stiamo aspettando delle terapie più efficaci, che sono, come si suol dire, nella pipeline dell'industria farmaceutica, cioè l'industria farmaceutica sta molto lavorando in questo ambito perché il mercato potenziale è amplissimo. Pensiamo che in Italia il 25% della popolazione adulta ha problemi di sovrappeso e steatosi epatica. Assolutamente. Parliamo di intestino, un'altra tematica che è emersa più volte, tra l'altro se non sbaglio il vostro centro potrebbe diventare il centro regionale per il trapianto del microbiota intestinale, quindi microbiota intestinale. Un tempo non se ne parlava, non lo si conosceva, adesso è assurto a importantissimi livelli anche di conoscenza ma anche di intervento. Professore, che cos'è, che valenza ha e cosa vuol dire poi intervenire sul trapianto del microbiota, in quali casi? Per sanare cosa? Allora, gli ultimi 10-15 anni ho visto tutto un fervore di studi sul ruolo del microbiota intestinale nel soggetto sano e nel soggetto con patologia. Il soggetto con patologia va dall'obeso a quello che ha malattie infiammatorie intestinali, da quello che ha la steatosi epatica a chi ha infezioni intestinali resistenti a trattamenti normali. Per alcune di queste indicazioni il trapianto di microbiota intestinale è diventata un'indicazione ammessa dall'AIFA, strutturata, cioè che noi facciamo rutinariamente. Per altre indicazioni si sta studiando quale sia in effetti l'attività dell'eventuale trapianto, che e qui mi lasci dire che siamo diventati il centro di riferimento regionale per il trapianto di microbiota intestinale del Veneto. Questo trapianto viene eseguito trapiantando il materiale intestinale di un soggetto assolutamente sano,
un soggetto che va incontro a uno screening prima di donare il materiale intestinale, uno screening molto accurato perché è a tutti gli effetti un trapianto ed è sottoposto alla normativa di qualsiasi trapianto, più alcune specifiche. E questo, il soggetto ricevente viene invece preparato e poi viene sottoposto alla donazione di questo materiale intestinale che viene eseguita mediante un esame endoscopico che distribuisce questo materiale lungo tutto il colon. Questo in alcune infezioni, in particolare ad esempio l'infezione intestinale da Clostridium, che è un'infezione molto seria, spesso resistente alla terapia antibiotica e recidivante dopo la terapia antibiotica, questo cura il paziente in quasi il 90% dei casi, cioè una percentuale elevatissima. Altre indicazioni, ripeto, sono futuribili, tra queste voglio mettere anche quelle neurologiche o psichiatriche, si parla di autismo, si parla di sclerosi, ci sono tutta una serie di indicazioni ipotetiche che però costituiscono un interessante scenario di studio. Grazie professore, problemi del malassorbimento, tra cui anche la celiachia, che anche questa è un'altra problematica estremamente frequente. Cosa vuol dire malassorbimento e in che termini si può anche recuperare e tornare ad assorbire normalmente certe le sostanze, i nutrienti, quelli che sono importanti per vivere? Non curato, quali sono le ripercussioni e le conseguenze? Certo. La celiachia è il capostipite di una serie di patologie del piccolo intestino, soprattutto che non consentono all'individuo di assimilare nelle sostanze che introduce con la dieta alcuni nutrienti. I più caratteristici sono il ferro, sono la vitamina B12 o altre. Questo malassorbimento può dipendere da molti fattori, da specifici tipi di gastrite, tipo la gastrite autoimmune, da malattie del piccolo intestino, tipo la celiachia, e questa è la più frequente, intanto, perché è una malattia estremamente frequente, che spesso è diagnosticata con un lungo ritardo, perché certe volte dà sintomi molto modesti e quindi prima che si arrivi alla diagnosi passa molto tempo. La celiachia è una malattia che è nota da 2000 anni circa e che probabilmente si è sviluppata in Mesopotamia più di 10.000 anni fa. Quindi è una malattia antica che il genere umano si porta dietro e che per fortuna, una volta diagnosticata con opportune tecniche, se l'individuo non si espone più al glutine, sostanza presente nel frumento, sostanzialmente in una serie di altri cereali, consente una restituzione di integrum, cioè consente che l'intestino ritorni nell'assoluta normalità e assorba tutto quello che deve assorbire senza ulteriori sintomi. Chiaro che bisogna fare una diagnosi corretta, adeguata, alcune volte le diagnosi sfuggono per una incorrettezza delle tecniche utilizzate per fare diagnosi, e poi bisogna attenersi strettamente a una dieta priva assolutamente di glutine. In questo senso al gastroenterologo danno una mano le associazioni per i pazienti celiaci che sono a disposizione per fornire al paziente tutte le indicazioni sui vari singoli alimenti, sui vari singoli, per esempio, scatolami, all'interno dei quali può esserci anche inavvertitamente del glutine. Ecco, a questo proposito una mail, ho 58 anni e dagli esami del sangue mi hanno diagnosticato solo ora una presunta celiachia. Vero che ogni tanto ho dolore nel basso ventre, ma non credo di essere intollerante al glutine, bensì forse un po' sensibile, anche perché sono un amante dei carboidrati, mangio sempre pane e pasta e similari. Se fossi veramente intollerante sarei morto. Che cosa dovrei fare? E questa è una somma di tante mail però, tanti che hanno situazioni analoghe, età avanzata e non sono morti se mangiano un piatto di pasta ma accusano dei dolori. Allora, come avevo detto un attimo fa, in effetti la celiachia in alcuni casi è veramente paucisintomatica, cioè da modestissima sintomatologia, magari solo una modesta anemia, un meteorismo, cioè un gonfiore addominale, poco di più, poco di meno. Purtroppo è una malattia che se non diagnosticata e se non trattata come deve essere trattata, cioè con la stensione del glutine, può dare delle complicanze che si chiamano, che vanno anche nell'ambito dell'oncologia, perché può complicarsi, per esempio, anche con un linfoma intestinale.
Quindi se uno ha dei marcatori circolanti di celiachia, fa bene a eseguire una gastroscopia con biopsie del primo tratto del piccolo intestino, cioè del duodeno distale, in numero adeguato, 4, lette da un patologo che sia allertato sulla possibilità di questa diagnosi, e se la diagnosi viene confermata istologicamente, deve intraprendere una dieta agglutinata, perché pur in assenza di sintomi il rischio di complicanze è presente e non sono complicanze da poco. Grazie, questo è molto importante quello che lei ha chiesto. Lei prima aveva accennato alle vie biliari, qui abbiamo un'altra mail. Mio padre di 74 anni ha avuto un tumore alle vie biliari che l'ha portato alla morte in soli 7 mesi. Questo tipo di tumore è ereditario? Che tipo di controlli dovrei fare? L'ultima ecografia mi ha riscontrato del fango biliare e ho spesso fastidi al fianco destro. Allora, il colangiocarcinoma, cioè il tumore delle vie biliari, non è un tumore ereditario, e questo va detto subito. È un tumore purtroppo con una prognosi assai pesante, infausta nella maggior parte dei casi, e questo non fa che confermare la storia del nostro paziente, o meglio di suo padre, che è deceduto purtroppo in soli 7 mesi dalla diagnosi. È un tumore per il quale abbiamo poche terapie, se non quella chirurgica. Solo se diagnosticato in fase precoce e passibile di intervento chirurgico ha una certa probabilità di guarire, ed è un tumore che certe volte può insorgere su un'infiammazione cronica delle vie biliari. Ora consiglierei al paziente di sentire un buon gastroenterologo. L'abbiamo persa un attimo, consultare un bravo gastroenterologo, l'abbiamo perso un secondo. Che prescriva gli accertamenti necessari e che per esempio tratti il paziente con acidi biliari in modo tale da prevenire questa formazione di sabbia biliare, questo deposito nella coleciste nelle vie biliari che si può formare, in maniera da evitare fenomeni infiammatori di tipo colangitico che possono costituire un fattore di rischio. Perfetto. Abbiamo parlato prima, accennato al discorso del tumore anche allo stomaco, e non abbiamo parlato, però esiste anche il problema dell'esofagite, tumore all'esofago. La gastroscopia, una gastroscopia per esempio, può servire, professore, può essere utile per una diagnosi di questo tipo di problema? Assolutamente sì. Si discute molto. Io ho tenuto recentemente una lettura al congresso italiano della Società delle malattie dell'apparato digerente sulla possibilità di prevenire il cancro dello stomaco. Il cancro dello stomaco non è particolarmente frequente in Italia, però è comunque un tumore che vede una discreta incidenza nella popolazione italiana, pur se in calo, con una prognosi che non è cattiva come quella del colangiocarcinoma, ma che è ben lungi dall'essere buona, anche perché noi in Italia lo diagnostichiamo nella stragrande maggioranza dei casi in fase avanzata. Quindi lo sforzo è quello di identificare i soggetti a rischio, che sono quelli che per esempio hanno una familiarità per cancro dello stomaco. Il cancro dello stomaco ha una certa familiarità, o che hanno avuto un'infezione da Helicobacter pylori, che è un fattore promuovente il rischio per cancro dello stomaco, e soprattutto se l'hanno avuta per lungo tempo nella loro vita. Questa infezione si acquisisce di solito in età giovane, intorno ai 20, 15, 20, 30 anni, e spesso viene diagnosticata solo quando il soggetto ha 60-70 anni. In quel caso questo crea un'infiammazione cronica dello stomaco, che è un fattore di rischio. Dicevo che si discute sulla possibilità di fare veramente una prevenzione, perché si potrebbe forse, in particolare in alcune aree d'Italia che sono ad alto rischio, pensare di fare una screening per il cancro dello stomaco, ma a tutt'oggi questo non è praticato. Certamente chi ha dei disturbi, in particolare se sono disturbi che noi chiamiamo d'allarme, vomito, calo ponderale o altro, deve sicuramente rivolgersi al medico curante per la prescrizione di un esame endoscopico, che è fondamentale in casi come quelli.
Professore, prima abbiamo citato un rimedio, una soluzione che si usava una volta. Qui un altro telespettatore chiede se il succo d'aloe aiuta la gastrite cronica o il problema di esofageo, di reflusso esofageo, e può regolare le funzionalità dello stomaco. Allora, qui ci addentriamo nell'ambito della cosiddetta medicina naturale ed è un inoltrarsi che deve essere fatto con molta cautela. Molte delle sostanze che vengono proposte, l'aloe, ma ce ne sono molte altre, hanno in effetti un ruolo protettivo per alcune patologie, perché combattono il danno ossidativo, che è un danno da infiammazione cronica, perché fisicamente o chimicamente combattono l'azione dell'acido sul reflusso, quindi qualcosa possono fare. Però non devono in alcun modo sostituire, ove ci sia indicazione, la prescrizione di farmaci, perché il rischio in questo ambito è sempre quello di prescrivere sostanze che magari possono anche avere un certo ruolo protettivo, escludendo invece la prescrizione di farmaci che certamente hanno un ruolo protettivo e un ruolo protettivo di entità sicuramente maggiore. Quindi, se i disturbi sono blandi, se un'endoscopia non dimostra patologia rilevante, il paziente può tranquillamente giovarsi di rimedi naturali. Ma questo, ripeto, solo dopo che si sono escluse patologie rilevanti che necessitano di terapie specifiche farmacologiche. Ecco, tra le terapie farmacologiche molto frequenti sono i gastroprotettori tipo pantoprazolo ed altri. Questi possono essere utilizzati sempre, vita naturale durante, professore, o ciclicamente? E quando possono avere delle controindicazioni? Perché come tutti i farmaci bisogna stare anche un po' più cauti, no? Molto giusto il suo discorso. I farmaci tipo pantoprazolo o altri che noi definiamo come inibitori della pompa protonica sono farmaci estremamente utili per curare le patologie dell'esofago e dello stomaco. Non bisogna abusarne, come sempre. Per esempio, c'è una certa tendenza a farne uso nel cirrotico per il concetto di protezione, e questo è un uso sbagliato, e vanno usati alle dosi minime efficaci. Cosa vuol dire minimo efficace? Varia da paziente a paziente, purtroppo, perché ci sono pazienti che non possono smettere neanche un giorno di assumerli, pena sintomatologia importante a carico delle prime vie o sviluppo di esofagiti severe, per esempio. E ci sono pazienti che tranquillamente possono fare 2-3 cicli l'anno o fare una terapia minimale di 15 giorni ogni 2-3 mesi e stare bene. Quindi in ogni paziente bisogna cercare di raggiungere la dose minima del farmaco che sia efficace nel prevenire l'infiammazione cronica e con questa i disturbi del paziente e le complicanze a carico dell'organo, perché ricordiamoci che un'infiammazione cronica in qualsiasi organo vuol dire sempre un fattore di rischio per problemi maggiori. Assolutamente. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, sono stati sicuramente enfatizzati, però alcuni sono probabilmente reali. Tra questi, un malassorbimento, per tornare su una domanda che lei mi faceva prima, un certo malassorbimento del calcio, per cui terapie molto prolungate a dosi elevate in donne in età post-menopausale, quando l'assorbimento del calcio e il rischio di osteoporosi sono un dato importante, vanno ovviamente evitati. E tra l'altro anche nell'uomo, perché adesso abbiamo visto che l'osteoporosi non è solo femminile ma anche maschile. Certo. È vero, però è un fattore più rilevante sicuramente della donna. Anche l'uomo deve stare attento, infatti anche nell'uomo valgono le stesse regole. Si parla spesso di cardias incontinente, questa è anche un'altra malattia del nostro secolo e non solo. Perché c'è questo acuirsi di questa problematica e sostanzialmente cosa vuol dire? Dunque, cardias incontinente vuol dire un'incapacità di una struttura che noi abbiamo al passaggio tra esofago e stomaco, che si chiama appunto cardias, di esercitare un adeguato ruolo di valvola, e cioè di aprirsi quando deve passare cibo masticato e deglutito o acqua bevuta o altri liquidi, e chiudere, rimanere chiusa quando questo passaggio non deve essere garantito. Ora è chiaro che
il cardias non è che sia una valvola che si chiude come quella col rubinetto e sta lì ferma, ha delle sue fasi, ha una sua motilità, però certamente quando questa viene persa e il cardias resta aperto sempre, si parla di cardias beate, una situazione che può associarsi a sviluppo di vere e proprie ernie iatare, e cioè l'erniazione di una parte del fondo dello stomaco al di sopra del diaframma nella cavità toracica in mediastino, l'ernia iatare appunto. Questi sono due fattori di rischio per lo sviluppo di malattia da reflusso gastroesofageo, di esofagite e eventualmente, ancora una volta qui il rischio è stato enfatizzato, dello sviluppo di lesioni rilevanti come l'esofago di Barrett ed eventualmente di cancro. Dico eventualmente perché il rischio è veramente molto basso, anche se superiore a quello della popolazione generale. Però non bisogna né drammatizzare né dimenticarcelo sostanzialmente. Ci sono degli errori particolarmente frequenti nello stile di vita, nell'alimentazione, che inducono in modo particolare questo tipo di problematica, che veramente è tanto frequente, come anche l'uso dei gastroprotettori o anche lo stress, somatizzazione di stress, possiamo dire questo oppure no? È una domanda complessa quella che mi fa, perché oggi noi sappiamo che esistono diversi tipi di pazienti e diversi tipi di situazioni. C'è chi ha un reflusso anche modestissimo e lo sente moltissimo per una componente neurologica, e sottolineo la parola neurologica, non psichiatrica, non è una questione di essere ansiosi o altro, è una questione che proprio la trasmissione del segnale doloroso in alcuni pazienti viene avvertita di più anche con minima stimolazione della stessa. Altri pazienti hanno un reflusso invece importante e sentono fastidio. Perché? Questo ancora una volta, con un discorso che facevo già prima, dipende dalle mutate abitudini alimentari e comportamentali, dalla mancanza di un'adeguata attività fisica, dalla sedentarietà, dal fumo, dal consumo inadeguato di alcolici, in alcuni soggetti del semplice sovrappeso o dall'obesità, ancora peggio ovviamente. Quindi è una malattia multifattoriale, come giustamente ha detto lei, è diventata nel corso degli ultimi 20 anni estremamente frequente, probabilmente la più frequente tra tutte le patologie che noi ci troviamo ad affrontare ambulatorialmente e talvolta anche in regime di ricovero, perché ripeto può complicarsi con patologie anche importanti. Non ho citato i sanguinamenti da lesioni dell'esofago distale, ma anche quelli talvolta li vediamo. Professore, io la ringrazio tantissimo, spero ci sia ancora l'opportunità di poter dialogare con lei, perché i temi sono veramente tanti e purtroppo credo anche le emergenze, insomma, che voi affrontate quotidianamente. Ringrazio io voi, ringrazio chi mi ascolterà, quindi è stato un piacere e eventualmente sono a vostra disposizione. Grazie, arrivederci. Grazie ancora professore Farinati, lo lasciamo alle sue occupazioni naturalmente.